È una cosa vergognosa, solo così posso pensare. Siringhe nei bagni di pediatria è un gruppetto di 4 tossicodipendenti che di tanto in tanto verrebbero visti aggirarsi al piano terra della palazzina all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Uno di 4 avrebbe circa 30 anni, giacché cravatta, al suo fianco una giovane donna con il volto segnato dalla dipendenza. Il problema è quanto resta dopo il loro passaggio: siringhe, cartine, cucchiaini di plastica che finiscono direttamente nel water. Incursioni limitate al piano terra non entrano nei reparti, ma le segnalazioni ci sono. È una vergogna grandissima perché appunto i bagni sono frequentati da tutti, ci dovrebbe essere più controlli sempre e comunque anche quelli delle pulizie non dovrebbero passare così inosservate o far finta di pulire, dovrebbero pulire sempre molto a fondo. Nel caso si sta interessando la polizia, che ha avviato un approfondimento sulla vicenda. L'ospedale resta luogo pubblico per vocazione. Ci vorrebbe una guardia proprio lì davanti, qualcuno, oppure, ecco, come hanno detto, tessere. È sempre un luogo pubblico, tutti entrano e escono come vogliono, anche sapeva che dormiva della gente, ci sono successe tante cose sui piani del ricovero. In attesa della nuova pediatria, che ha avuto un mese fa via libera dalla regione, un altro problema che va ad aggiungersi alle precarie condizioni strutturali del padiglione.